Le montagne ci regalano il dono prezioso di fermarci e pensare. Ogni gesto diventa una piccola gioia e imponendo il loro respiro ci invitano a rallentare. Buongiorno squadra, iniziamo finalmente la stagione inaugurando la tenda e dopo aver passato la notte sulle pendici del Monte Fara vediamo di conquistarne la vetta partendo dall'inizio, percorrendo un anello ricco di sorprese. Arrivati a questo incrocio, giriamo sulla destra per proseguire nel sentiero 983. Il Monte Fara, nonostante l'altezza modesta, 1342 metri, ci regala dei bellissimi panorami. Raggiunta la croce mettiamo come sempre il sassolino, ricordatevi chi lo trova lo porta su un'altra cima e lasciamo traccia del nostro passaggio sul libro di vetta, o almeno ci proviamo. Con i denti, amore, con i denti. Dai. Non riesco. Boh, insomma, Monte Fara 1342 metri, giugno 1999. Un bel tiro. A farci compagnia il guardiano di vetta, una simpatica capra che, evidentemente abituata al passaggio degli escursionisti, non ha esitato ad essere avvicinata e vanitosamente fotografata. L'anello del Monte Fara non è un percorso complicato, con il suo dislivello di 700 metri ci regala panorami incredibili. A noi è piaciuto veramente tanto e ve lo consigliamo. Ora, come sempre, vi mandiamo alla carta tabacco per i dati tecnici del sentiero. Iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima!